Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, imperversa un genere giornalistico che ben conosciamo in realtà da tempo, che è il retroscenismo paraleghista, no? C'è il perenne retroscenismo allestito su giornali e giornaloni nel 99% dei casi, diciamo, non amici da un punto di vista politico-culturale della Lega. Poi ci sono colleghi scarsi che scrivono di Lega con la stessa cognizione con cui chi vi parla potrebbe scrivere di microfisica delle particelle, colleghi bravi che hanno, diciamo, le loro fonti, che però sono sempre, diciamo, fonti contrariate, fonti in contrapposizione diciamo alla gestione corrente, fonti interessate, insomma, usate legittimamente dai giornaloni non amici. E questo è un genere che ormai imperversa da mesi, no? Complice il fatto che indubbiamente la Lega è un dato aritmetico ineludibile, non è nella migliore sua stagione, nella migliore stagione della sua lunga storia, il partito più vecchio e brutto, il partito presente da più tempo in Parlamento, rappresenta un patrimonio della politica italiana che viene sempre trattato con questo retroscenismo o interessato o fondamentalmente privo di vera cognizione della materia, ma interessato a spargere, diciamo, una sostanza non nobile dal ventilatore. Ecco, allora, di fronte a tutti questi retroscenisti ferratissimi che si esercitano ogni giorno, noi vorremmo portare due elementi che non sono di retroscena, sono sulla scena, sono lì da vedere, sono dei dati oggettivi e oggettivamente salienti da un punto di vista politico, che però nel retroscena collettivo vengono completamente edulcorati, completamente messi da parte, evaporano, trascolorano. E no, scusate, ma vorremmo rifocalizzarli, perché qualunque dibattito sul futuro della Lega non tenga presente questi due dati in scena, non del retroscena, oggettivi, è, come dire, nel miglior caso esercizio accademico oppure propaganda mascherata da giornalismo. Primo dato oggettivo. L'anno scorso, nell'aprile 2025, c'è stato il congresso della Lega, se non sbaglio, e mi sembra, chi vi parla era presente, Radio Libertà c'era, come sapete, l'ha raccontato in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi interventi, in tutta la diagnosi politica che è emersa da quel congresso. Uno la può condividere o no, ma è stato un lavoro di politica vera, non di, diciamo, salotto o di convenistica. E in quel congresso, insomma, sono andato a verificare e effettivamente andò così, non ricordo male, insomma, era la stessa realtà che frequentiamo oggi. Matteo Salvini fu confermato segretario su una mozione unica, ma per acclamazione, cioè per una spontanea adesione della platea in tutte le sue anime plurali che si erano ampiamente manifestate al congresso, tanto che chi vi parla ricorda un altro dato politicamente non irrilevante, cioè che l'intervento di gran lunga più entusiasta sulla necessità di rinnovare la fiducia al segretario era stato quello di Luca Zaia, allora governatore del Veneto, ma non allora 10 anni fa, un anno fa. Quindi un congresso in cui chi avesse voluto legittimamente poteva lamentare l'attuale agenda del partito, invocare la contendibilità, provare a prendersi il partito, mettere ai voti una mozione alternativa, proporre una leadership e un programma alternativo, la vita di un congresso, ma nessuno ha reputato di farlo, nemmeno, ed è un elemento di cronaca, non di polemica, tutti quei dirigenti macro, medio, micro, che invece in questi giorni acclamano a gran voce un congresso, pochi mesi dopo il congresso appena tenuto. Ora va bene, a noi non piacciono i partiti diciamo di plastica, i partiti vetrina, i partiti liquidi, a noi piace la politica anche novecentesca nel senso migliore, però insomma un congresso è stato appena fatto, no? Tutti costoro potevano porre tesi e proposte alternative, non l'hanno fatto. E questo è un dato oggettivo in scena, non c'è bisogno di essere retroscenisti. Il secondo dato oggettivo in scena è che mai come oggi la Lega è vicina a conseguire un risultato politico che ha a che fare con la ragione sociale, la genesi antropologica prima che politica stessa della Lega, ovvero la messa in discussione radicale
del sistema centralista, del centralismo romano su cui è stato costruito il paese Italia, a discapito, seppur in modo diverso, dei territori produttivi, tendenzialmente al nord rapinati con una leva fiscale fuori controllo, dei territori più in ritardo tendenzialmente, dal punto di vista economico, tendenzialmente al sud, tenuti in questo ritardo da un assistenzialismo deleterio, dalla mancetta di Stato, il tutto nell'esclusivo interesse del ceto politico, burocratico, funzionariale romano. Questa cosa è il centralismo. La Lega nasce per mettere in discussione questa cosa e l'autonomia differenziata è il processo che ha più messo in discussione questa cosa, non nella propaganda o negli slogan, ma nella politica, con anche i compromessi fastidiosi della politica, i ritardi fastidiosi della politica, ma sta di fatto che il 17 luglio, come sapete, c'è stato il via libera in Senato alle nuove preintese tra governo e regioni del nord che intendono accelerare sul processo, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte. In Lombardia il prossimo 26 agosto, tra pochissimi giorni, ci sono c'è questa prima data importante in commissione, il 10 settembre nell'aula del Consiglio regionale. Ci sono in programma 2 appuntamenti importantissimi dove si darà il via concreto al processo di autonomia sulle materie contrattate da queste regioni, nella fattispecie le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare integrativa, comparto perenne crescita, la finanza in campo sanitario, non quisquiglie o pannicelli. In Lombardia, proprio, che è dove pare si aggirino alcuni sommovimenti o presunti mal di pancia, questo processo segna delle tappe importantissime a breve. E ci sono stati dei compromessi, certo, la Lega al governo anche con forze che attecchiscono anche in una certa cultura statalista di destra del Novecento, certo, ma la politica è questo. E da un punto di vista politico, questa autonomia differenziata che sta camminando in Lombardia più che altrove addirittura, è il miglior risultato conseguito in tutti questi anni di attività leghista sul tema dei temi per la Lega. Quindi va benissimo il retroscena, applaudiamo, ci abbeveriamo al retroscena collettivo. In scena ci sono 2 elementi non irrilevanti. Un congresso c'è stato un anno fa che ha confermato per acclamazione unanime l'attuale leadership. Una riforma sta camminando in modo palese nei territori chiave per l'istanza dell'autogoverno ancora di più, e questo è un altro dato oggettivo. Va bene avere il culto del retroscena, ma il retroscena non può mangiarsi la scena. Non dimentichiamoci questi 2 dati oggettivi. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio